Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. L'autunno è la stagione migliore per venire a visitare il Cansiglio e noi oggi abbiamo scelto una meta super gettonata, il Monte Pizzoc. Ci troviamo al rifugio Vallorc, che si trova a poche centinaia di metri da Pian Cansiglio. Per raggiungere la cima del Monte Pizzoc ci sono innumerevoli itinerari. Si può addirittura arrivare in macchina a pochi metri dalla cima. Noi faremo un percorso che parte dal rifugio Vallorc e fa un giro piuttosto ampio. Prima tappa, a pochi minuti, il villaggio Vallorc. Peter. Ciao Peter. Peter. Per salire al Monte Pizzoc, partendo dal villaggio Vallorc, inizialmente ci sono due sentieri, segnati F1 e S. In salita noi faremo il percorso S, almeno fino a un certo punto. Eccoci qui. Per quanto ci riguarda il sentiero S finisce qui. Infatti siamo sbucati sulla strada del Taffarel, la larga mulattiera che collega da nord a sud il Cansiglio. Adesso noi la seguiamo verso sinistra per circa un quarto d'ora fino a intercettare il sentiero F2. Ecco, siamo arrivati nel punto in cui dobbiamo staccare dalla strada del Taffarel e seguire, ci sono le indicazioni, per la F2. Attenzione che è piuttosto disagevole.
Eccoci arrivati al termine del sentiero F2. Qui abbiamo intercettato il sentiero CAI. Da notare che fino a qui il percorso è esattamente identico a quello che abbiamo fatto un po' di tempo fa per andare al bivacco Pian della Pita, che è a destra da quella parte. Invece noi adesso andiamo a sinistra per fare le creste e poi il Monte Pizocca. Purtroppo in questo tratto il sentiero non è ben segnato perché mancano i segnavia. Bisogna seguire le tracce. Qui c'è un ometto, eccolo qua. Più avanti diventa più evidente invece. E finalmente, dopo un bel po', compare questo segnavia rosso e azzurro. Siamo sul sentiero giusto. Siamo arrivati in un punto super panoramico, il lago di Santa Croce e dietro le Dolomiti fra cui spicca il Pelmo. Adesso ci aspetta una breve discesa prima di affrontare le creste. Stiamo percorrendo le creste panoramiche. Qui si vede un po' di tutto. Di fronte a noi c'è il Visentin e poi tutte le prealpi trevigiane, in fondo il Grappa. Poi girando si vede il rifugio Città di Vittorio Veneto e il Monte Pizocca con la sua cima. E girando ancora tutta la corona dei monti attorno a Piancansiglio e ovviamente qui tutte le Dolomiti.
Siamo arrivati al rifugio Città di Vittorio Veneto, che oggi è chiuso. La cima del Monte Pizzoc è a 2 minuti qui sopra. Eccoci arrivati in cima al Monte Pizzoc. Da qui i panorami sono eccezionali. Tra l'altro eravamo già stati qui in cima, in occasione del sentiero William Barry che abbiamo fatto poco tempo fa. Adesso, per tornare al punto di partenza, prima utilizzeremo la strada asfaltata e poi imboccheremo nuovamente la strada del Taffarel per chiudere l'anello. Ecco, in questo punto abbandoniamo la strada asfaltata, entriamo qui a sinistra dove c'è l'inizio della strada del Taffarel, che ci riporterà alla base del sentiero F2 di questa mattina. Bene, siamo tornati alla base del sentiero F2, chiudendo così l'anello di oggi. Adesso, per tornare al punto di partenza, Rifugio Vallorc, basta seguire il percorso dell'andata a ritroso e in circa un'ora siamo arrivati. Il percorso è di tipo escursionistico, abbastanza semplice se si eccettua il tratto di sentiero F2 che è qui alle mie spalle, che è piuttosto ripido e disagevole. Purtroppo non sempre è ben segnalato, quindi una traccia GPX può essere molto utile. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video, e seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antilacus Autos. Grazie e alla prossima escursione con Antilacus!